Oggi abbiamo ricordato la figura di Angelo Tomelleri a 100 anni dalla sua nascita, grande protagonista della politica veronese, veneta e nazionale, grande precursore non solo come esponente della democrazia cristiana, ma anche colui che diede vita alla stagione fondativa della nostra regione Veneto. Fu il primo presidente, il suo mandato durò 10 anni e ancora oggi abbiamo in eredità quelle impostazioni programmatiche di sviluppo che diede nel suo mandato e che ricordiamo ancora tutti bene, perché insomma credo che dobbiamo non solo ricordare l'uomo e il politico, ma anche la lungimiranza di idee e la pragmaticità della sua attuazione in quelle che oggi sono di fatto i frutti che stiamo fortunatamente raccogliendo. E qui credo che la presenza oggi, e ringrazio il Presidente Ciambetti per aver contribuito a questa giornata di ricordo, ma dei rappresentanti dei consiglieri regionali e anche dei rappresentanti dei consiglieri comunali emeriti dal punto di vista nazionale sia un momento anche di riconoscenza istituzionale e anche di ricordo umano e personale del grande Angelo Tomelleri, che ha scritto importanti pagine che ricorderemo l'anno prossimo a Verona in un convegno di confronto dove ci sarà modo non solo di ricordare la sua persona ma anche le gesta politiche e amministrative di cui ancora oggi ne andiamo orgogliosi.